Bassano cambia faccia in vista delle celebrazioni della Grande Guerra. Viale delle Fosse è destinata a subire una piccola rivoluzione che non mancherà di suscitare polemiche. La statua del generale Gaetano Giardino, comandante della Quarta Armata e protagonista degli ultimi mesi del conflitto sul Monte Grappa, sarà spostata verso il Belvedere per sanare un errore piuttosto grave commesso nel 1936, visto che a dispetto delle intenzioni, nella collocazione attuale il generale non guarda in direzione del sacello del Grappa. La notizia, fino ad ora solo ufficiosa in ambienti parlamentari, arriva direttamente dalla Commissione ministeriale per le celebrazioni della Grande Guerra. Il generale Giardino non può non guardare verso il Grappa, cioè di mezzo è l'albergo alla nave, allora bisogna assolutamente o abbattere l'albergo oppure spostare la statua davanti al Caffè Italia, delle due l'una, insomma, no? Quindi è più economico, basta portare una ruspa o un trattore, non si deve neanche imballare la statua. La notizia in comune è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante da tempo la commissione ministeriale avesse messo allo studio un progetto di spostamento della statua. Il comune in questo cosa può fare? A voce in capitolo ve lo avete già contattato? Ah no, non abbiamo sentito il comune perché a Roma si decide così unilateralmente. Abbiamo ovviamente deciso che c'è pure una legge che obbliga il sindaco a fare quello che deve fare, perché non più tardi di domani mattina arriva da Roma un decreto con l'obbligo di eseguire il lavoro. I lavori inizieranno al massimo tra una decina di giorni. La buona notizia è che in un periodo di crisi alcune aziende del territorio avranno l'opportunità di lavorare per lo spostamento della statua, ma c'è anche il rovescio della medaglia. A carico di che saranno l'importo dei lavori? Per comune, se deve far carico di questa operazione, ovviamente mettendo le tasse poi sui cittadini. Mi spiace da sta notizia, ma in sostanza è a carico dei cittadini, ci sarà un aumento dell'IMU e della Tari inevitabilmente. La patata bollente passa insomma alla giunta Poletto, che dovrà fronteggiare una spesa per la cui copertura è lecito prevedere una nuova variazione urgente di bilancio, portata in aula già nel prossimo Consiglio Comunale.